Va ora in onda la rassegna stampa. Ma sai che davvero sono rimasto. Sarà che è un altro momento storico bello tosto, sarà che in più c'è anche il referendum che si avvia al termine, nel senso che lo termineremo, sto cavolo di problema referendum, 22-23 marzo si vota e poi basta. E la gente è un po' stanca della solita rassegna stampa e quindi ricerca la differenza. E chi è che ricerca? Simone, chi è che ricerca? Cerca noi, ci vogliono. Allora, io non risento mai le mie rassegne stampa, assolutamente, ma non risegno mai in generale la mia voce, la mia trasmissione, e a me piace il buono alla prima. Non mi ricordo l'ultima volta che ho registrato una trasmissione, forse saranno passati 20-30 anni. Ieri per caso giravo tra le varie pagine Facebook della Lega Salvini Premier, sono passato dalla mia rassegna stampa e ho visto le visualizzazioni. Cioè, erano passate poche ore che era finita la mia rassegna stampa, sai che vado in onda dalle 7.30 alle 9.30 anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, quasi 6.000 visualizzazioni. 6.000 visualizzazioni in poche ore, sono rimasto a bocca aperta, ho detto ma, cioè, siete così in tanti in questo momento a guardare il faccione di Sammy Varinone, a sentire il Simone in regia, che salutiamo e ringraziamo perché è presente anche questa mattina, e noi non possiamo che ringraziarvi che cercate la differenza e speriamo di essere degni di tutta questa presenza incredibile. Tu pensa, 6.000 persone solo sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, che comunque ha più di 1 milione di follower, quindi potevate fare meglio, cari ascoltatori, e poi ci sono tutte le altre piattaforme, c'è il DAB, la parte DAB dell'autoradio della vostra radiolina, e contiene un fracco di emittenti sconosciute che dovete ancora scoprire, dovete ancora capire che oltre all'FM c'è la banda DAB sulla vostra radiolina della macchina, ma anche su quella che avete in casa, e lì trovate un fracco di emittenti tematiche, si chiamano così, quella che trasmette solo questo tipo di musica, quella che prega tutto il giorno, quella che si incazza tutto il giorno, e ci siamo noi di Radio Libertà. Buongiorno da Sammy Varin, certo, grazie per esserci, o anche per spargere la voce schiacciando il tastino condividi, e se ci guardate su YouTube o su Facebook, e spedendo questa trasmissione a parenti o amici. Vi prometto che anche quest'oggi non vi annoierete con le solite polemiche e beghe varie, davvero, Sul referendum è sempre peggio ogni giorno, e vi assicuro è diventato un tutto contro tutti, o un farsi lo sgambetto, quelli del sì contro quelli del no, quelli del no contro quelli del sì, allora ci vedremo, dopo il referendum faremo i conti, dice Gratteri. Non ce ne fotte assolutamente nulla. So che se mi scegliete non volete stare sulle solite notizie, ma volete che ve le metta sul tavolo per conoscenza, ok? Poi chi vuole approfondisce. Allora, ricordiamo che essendo una rassegna stampa speciale, vi do la possibilità di dire la vostra in qualunque momento, anche adesso, con un WhatsApp al 340 67 09 659. Lo ripeto per i nuovi ascoltatori, quelli che appunto magari hanno ricevuto la rassegna stampa su WhatsApp e dicono ma chi è questo qua? Ma cosa vuole? È una rassegna stampa colloquio con voi per tastarvi il polso, per sentire di che umore siete. Inviate un WhatsApp anche audio se volete al 340 67 09 659. Sia che mi ascoltiate in diretta dalle 7.30 alle 9.30, sia che mi sentiate in qualunque altro momento della giornata. Abbiamo sempre gente in onda che legge il vostro messaggio. Cosa è successo questa notte? Una cosa che non capita spesso. I principali quotidiani hanno dovuto ribattere la prima pagina. Cosa significa? Che la prima versione è uscita con un titolo. Nelle ore successive è successo qualcosa che ha fatto sì che
pochissimi giornali, e quelli che appunto hanno la possibilità, hanno dovuto ribattere il titolo principale. Allora, partiamo dal Corriere. Eccola qua la titolazione originale: navi colpite, allarme petrolio. Ok? Questo era il titolo principale del quotidiano Il Corriere, appena uscito, sapete, è uno di quelli che chiude e più tardi, e solo in piccolino c'era il titolo: missile sulla base italiana Erbil, nessun ferito. Probabilmente nei minuti successivi si è deciso che invece era meglio cambiare titolo, e in effetti eccolo qua il titolo che probabilmente avrete in edicola, non è detto, perché appunto chi abita in zone più impervie probabilmente ha ricevuto soltanto la prima edizione. Missile sulla base italiana. Questo è il titolo principale del Corriere della Sera. Attacco a Erbil, Crosetto, nessun ferito. Meloni in aula, non entriamo in guerra. Stretto di Hormuz, mine e navi colpite, l'Iran non passerà il greggio americano, via libera a 400 milioni di barili di riserve. E in prima pagina sul Corriere, anche all'interno, il fumo che si alza dalla nave portacontainer thailandese colpita dall'Iran vicino allo stretto di Hormuz. Il Corriere all'interno mette anche le solite domande e risposte: quanto si rischia in questo stretto, perché pare che adesso lo stiano minando, e si può sminare naturalmente, si può accompagnare le petroliere, ma ci vuole un'organizzazione internazionale, e a quel punto l'Italia non potrebbe più dire non entriamo in guerra, come ha detto ieri la Meloni in aula. E avete sentito un po' di diretta anche su queste frequenze, e ascolterete i commenti nelle prossime ore dei nostri parlamentari. Già forse però lo siamo in guerra, visto che appunto il titolo sui due quotidiani principali, sia il Corriere che Repubblica, è missile sulla base italiana. Spostiamoci anche sul quotidiano Repubblica, siamo in grado di farvi vedere l'edizione della notte, perché effettivamente originariamente il titolo era un altro, anche quello di Repubblica, comunque bello potente: la guerra spacca l'Italia. Questo il primo titolo di Repubblica. Meloni in Parlamento: non parteciperemo al conflitto, non siamo complici né isolati. Prima apre al dialogo, poi attacca il PD, strabismo sugli Stati Uniti, e la Schlein che dice posi la clava. La clava è bellissimo, siamo un po' tutti primitivi per il PD, lo sapete, loro hanno la cultura, noi siamo dei poveri ignoranti, straccioni, razzisti e anche un pochettino omofobi, lo confesso. Questo è il primo titolo di Repubblica. Anche qui marcia indietro, signore e signori, si è dovuto cambiare perché poi sono successe cose nella notte importanti, e che effettivamente hanno detto al direttore: forse è il caso che cambiamo completamente situazione. Ed eccola qua, Repubblica, nella versione che forse è arrivata alle vostre edicole, ma non è detto. Titolo principale: droni su base italiana. Colpito a Erbil, Camp Singara, dove addestriamo i Peshmerga. Crosetto, nessuna vittima. Meloni in Parlamento apre e poi attacca il PD, strabismo sugli USA e Schlein posi la clava. Praticamente poca fantasia per quello, vi dico ragazzi, che vi assicuro sono così tutti i giornali. Non ci fermiamo su quanto accaduto in Parlamento, vi dirò solo qualche colpo di scena più o meno simpatico, ma non vi annoio, avete la certezza veramente garantita, mi pagano e profumatamente per questo, sono qua per darvi un prodotto diverso rispetto alle rassegne stampa in giacca e cravatta che vedete in TV o che ascoltate su altre radio. La guerra ha bussato stavolta alla porta dell'Italia.
scrive Repubblica in prima pagina, nella notte 2 droni hanno colpito la nostra base di Erbil Camp Singora al confine tra Kurdistan, Turchia e Iraq, dove 300 nostri militari addestrano i Peshmerga. Il ministro Crosetto assicura che non ci sono vittime, tutti stanno bene. L'attacco è arrivato dopo una giornata in cui la Premier ha affrontato le opposizioni in Parlamento. Dopo aver ribadito che l'Italia non entrerà in guerra, ha prima invitato al dialogo e quindi attaccato il PD. Sì, sembra una beffa, l'Italia non entrerà in guerra e arriva il drone contro la base italiana. E vediamo se ci sono stati aggiornamenti ulteriori. Le agenzie in questo momento scrivono: missile colpisce base italiana a Erbil in Iraq, Crosetto non ci sono feriti, a fuoco 2 petroliere, Trump non abbiamo finito. Mentre il sito di Repubblica, droni colpiscono le basi degli italiani a Erbil, Crosetto stanno bene, spostati nel bunker. Ecco, noi italiani finiamo sempre nel bunker, diciamolo, non soltanto in questo caso, ci mancherebbe altro, ma ogni volta i nostri eserciti in giro per il mondo sono lì e appena iniziano a sentire qualche colpo, tutti nascosti nel bunker. È una roba che non ho mai capito. Tu dicevi cosa vorresti mandarli in guerra? No, però a volte ti chiedi a cosa serve. Un po', ecco, vi faccio il paragone scomodo, perché io lo sostengo la presenza dell'esercito nelle nostre città, nelle nostre piazze, serve per dare un segnale, però cambiamo le regole di ingaggio, perdonami. Cioè, che l'esercito, e ce l'abbiamo anche fuori dalla nostra sede dove vi sto parlando, a Milano in via Bellerio 41, c'è l'esercito fuori dalla porta di casa di Radio Libertà e non può fare nulla. Cioè, se arriva il tizio con la pistola deve chiamare la polizia. E perdonami, è un controsenso. Ripeto, io sono per l'esercito in piazza come deterrenza importantissimo, però che almeno possano agire. Non dico di iniziare a sparare con il Kalashnikov, ragazzi, no, però che ne pensate? Mi date un segno della vostra presenza? Scrivetemi 340 67 09 659, qualunque sia la vostra condizione mentale. In questi giorni vi capisco, ne abbiamo piene le capito? Però voglio un vostro pensiero, lo voglio. E se fate i bravi, lo so che ve l'aspettate, lo so che siete lì pucci, piri, adesso Sammy Varin zitto, vedi dove ti porta. Ma perché dovrei mai portarvi sul vostro quotidiano di riferimento? Se non fate i bravi non ve lo leggo, anche perché lo sapete poi, se non faccio questa cosa, il mio computer comunista non mi fa vedere gli altri giornali, per cui sono praticamente obbligato a partire dal quotidiano Il Manifesto. 3,50 € per avere in mano Il Manifesto. Mazza, ragazzi, che ladri comunisti. Oh no, vacci piano, Sammy Varin. Il Manifesto titola oggi La milite ignara, ed ecco la Meloni con uno sguardo un po' fisso, che immagino dopo ore e ore ad ascoltare le fregnacce che si dicono in Parlamento, non ce la fa. Giorgia Meloni si presenta finalmente in Parlamento a parlare della guerra e della crisi energetica, ma non riesce a condannare Trump e Netanyahu per l'attacco all'Iran che li ha scatenate. Fuori dal diritto internazionale, l'ha detto, cari amici, l'ha detto, ma la colpa è di Putin e di Hamas. Diciamo che non possiamo che essere d'accordo che siamo fuori dal diritto internazionale, è vero, ma diciamo che non è la prima volta, visto che parecchie volte ormai, fin dai tempi della guerra nell'ex Jugoslavia, siamo stati lì a guardare l'Italia che attaccava e nessuno dalla sinistra ha detto assolutamente nulla, ma ci sono altri esempi che scopriremo cammin facendo. Camminava bello, appunto, esatto. Dai, andiamo su Sole 24 Ore. Ci sono anche buone notizie in questa valle di lacrime.
a Poro. A proposito, anche oggi vi sguinzaglio a caccia del benzinaio amico. Lo amiamo. Il benzinaio che ha il gasolio a meno di 2 euro deve essere oggetto di un applauso da parte vostra, ok? Non facciamo polemiche con quelli che hanno la benzina, scusa, il gasolio, la benzina no, per favore, ancora io vado a benzina, ma c'ho l'impianto a gas, la benzina è sotto 1,7, 1,8. Il gasolio, abbiamo visto in questi giorni, è schizzo sopra i 2 euro. Allora, se siete in giro a passeggiare o siete in giro in automobile come al solito in coda, andate piano, non potete, sono i 30 all'ora in tutte le città comuniste, non puoi andare più di 30 all'ora. Allora sbirciate i prezzi del gasolio. Se vedete un benzinaio sotto i 2 euro, gli fate la foto e mi scrivete dove vi trovate e me lo inviate al 340 6709 659. No, perché ci sono parecchi che hanno anche abbassato dopo lo schizzo degli scorsi giorni, però abbiamo capito che c'è una specie di cartello, si dice così, cioè si sono messi d'accordo per stare alti nonostante le scorte che stiano utilizzando sono quelle che le hanno pagate poco, capisci? Poi ci sono tutti i discorsi della gente che se ne intende, no, perché loro adesso pagano di più per rinnovare le scorte e quindi ti fanno pagare il fatto che loro pagano di più per rinnovare quello che tu hai comprato, capito? Sa di fregatura. Allora, se vedete un benzinaio che ha il gasolio sotto i 2 euro, vi fermate e gli fate grazie, ma non come presa per il culo, grazie, lo ringraziate, vai, e gli promettete fedeltà a vita, anche se è una compagnia che mai pensavate di utilizzare, perché attenzione, il cartello c'è e dobbiamo scoprire bene chi ci sta fottendo. È il motivo per cui il governo non ha ancora fatto niente. Un po' ci siamo arrabbiati ieri quando abbiamo letto il governo non ha ancora deciso l'arma fatale, le accise mobili, come le lame rotanti, le alabarde spaziali, ci sono le accise mobili, ma ha deciso di aspettare. Perché? Perché prima delle accise mobili c'è la finanza mobile, la guardia di finanza che deve andare a bussare alle compagnie, non ai gestori, loro non ne hanno colpa, lo ripeto, alle compagnie che hanno deciso di alzare il prezzo della benzina così per una sensazione, sai come la percezione, la famosa percezione di sicurezza o di insicurezza che c'è nelle grandi città. Ecco, loro hanno avuto una percezione per cui hanno alzato i prezzi quando ancora non era tempo. Magari tra qualche settimana potrebbe effettivamente avvenire, se continua a stare chiuso lo stretto di Hormuz e cominciano a esplodere le mine e non passa proprio più niente. Allora a quel punto mettiamo le famose accise mobili, ma se le mettiamo adesso le accise mobili non servono a nulla, servono soltanto a ringraziare questi che ci stanno imbrogliando, che ci stanno fottendo avendo aumentato i prezzi. Sto urlando, mi dicono che sto urlando, sono un comiziatore delle 7:48, guarda, vi do il permesso di girare su Rai 1 se proprio non ce la fate a sopportarmi, però vi assicuro, devo essere convincente e poi magari non ce la faccio, ma quando spegnerete questa rassegna stampa avrete le idee più chiare. Intanto ditemi la vostra, vai, voglio il messaggio di qualcuno che non mi ha mai scritto. Me ne accorgo, vedo che non ci sono messaggi prima dal vostro numero e quindi vedo che siete ancora genuini, come la spesa dal contadino, come l'olio extravergine di oliva a Cerbis. Inviate il vostro pensiero al 340 67 09 659, fatelo adesso perché dopo sarebbe più tardi, magari arrivate in ufficio e non ci avete più tempo, più voglia di farlo. Ho letto il manifesto, scusami. Sì, lo so, cosa ci devo fare? Cosa ci devo fare? Il computer comunista. Io continuo a fare l'appello figlio d'Apollo, prima o poi qualcuno mi aiuta. È conto corrente postale 3767
1294. Se andate in posta a pagare qualcosa oggi, segnatevi questo numerino: conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà. Bastano 5 euro per dire: te Sammy Varin, dai, ti regalo 5 euro per comprarti un altro computer che non sia comunista, perché clicco sui giornali che non sono di sinistra e mi sbatte fuori dal programma, capisci? Questo chiaramente sono degli hacker russi, ne sono certo. Il Secolo d'Italia. C'è sempre la stessa foto, secondo me, che ha pubblicato il manifesto della Meloni seduta sullo scranno del Premier, è sempre la stessa espressione. Però è interessante la frasettina che invece ha scritto il Secolo d'Italia: non sono come voi, virgolettato, l'ha detto ieri la Meloni, grandissima. Meloni stana l'ipocrisia della sinistra, non volete accogliere l'appello all'unità. Bellissima frase da leggere, l'editoriale di Sara De Vico. Il Secolo d'Italia costa solo 1 euro, al contrario del manifesto, che mi piacerebbe sapere poi a chi vanno tutti i soldi. No dai, ma Sammy, ma vuoi pensare male? No, io scherzo, gli amici del manifesto sono conciati come noi, se non peggio, ci mancherebbe, a paghe, sempre quando arriva lo stipendio. Però ragazzi, uno che fa questo mestiere lo fa perché ama la comunicazione. Io sono nato in una radio praticamente, mio padre faceva radioamatore, CB, ha fatto teatro, mi ha lasciato un fracco di registratori, giradischi lì sul suo tavolo, e lui quando andava a lavorare io li accendevo, cosa devo fare? È praticamente una passione che poi si è incontrata con la passione politica, e quindi non posso che essere felice che riesco con fatica a portarmi a casa, a volte non sempre uno stipendio, a mantenere la mia famiglia, Marta che mi ascolta ma che lavora più di me, e i 2 figlioletti che spendono e spandano. È così che funziona. No, non è vero, dai, sto scherzando. Prendevo tempo per andare sull'altro quotidiano di riferimento, il vostro si chiama L'Unità, con Piero Sansonetti, che è diventato nostro ascoltatore. Grazie Piero per essere con noi, sa che lo citiamo ogni giorno, sa che lo amiamo, secondo me questo ci vuole querelare, e quindi gli facciamo solo complimenti. Meloni offre argomenti al no, Gratteri li offre al sì. La notizia è l'editoriale di Sansonetti in prima pagina sull'Unità, che costa soltanto 1,50 euro, e si parla naturalmente di Gratteri, chi ha minacciato il Foglio dicendo: ci vediamo con voi, facciamo i conti dopo il referendum. Te ne fotte qualcosa? A noi no. E quindi andiamo da un'altra parte, dopo aver fotografato anche la Meloni che si mette le mani sugli occhi così: oh mio Dio, che cosa ha detto quello? E sotto i boh e i ma di Giorgia su Trump. Chiaro che non è facile, nel senso che da una parte l'America ci ha liberato, ragazzi miei, noi ci siamo riempiti di basi americane, certo, pendiamo dalle labbra di Trump. Nello stesso tempo abbiamo detto che si è violato il diritto internazionale quando si è attaccato l'Iran, e anche in altre piccole occasioni negli ultimi decenni, e questa cosa la sinistra non l'ha capita e dice che solo adesso che c'è il governo di centrodestra si sono violate queste leggi. Dove andiamo? Abbiamo visto quindi la differenza delle prime battiture dei principali quotidiani. Corriere Repubblica hanno dovuto cambiare il titolo principale perché sono caduti droni su base italiana, cioè c'è stato questo attacco, niente feriti, niente morti, tutti nel bunker i nostri militari, e stanno lì. Do una sbirciata ai WhatsApp, vi ho fatto svegliare per bene. Dai, ce n'è uno audio già alle 7:25, sentiamo che dice questo, sentiamo. Buongiorno Sammy, Giorno. sono Albino, buona giornata Giorno. a coloro che ascoltano da te. Vedi, ho letto che anche i Ficarra e Piccone, solo si per il sono no. ovviamente schierati per il no. Sì. Allora, con questo la mia riflessione è che ormai i guitti
e compagni, compreso anche, dimenticavo l'ultimo Mitra Pensede no altri, no? Alessandro Gasman, che ovviamente anche lui è schierato per il no. Quindi costoro si collocano, vengono collocati almeno da coloro i quali li seguono, a livello dei vari Sabino Cassese, Giuliano Vassalli, titolati giuristi, vabbè, comunque un De Gusti, va bene. Ma la cosa che mi fa ridere è che qualsiasi individuo, attenzione, anche se ha un livello intellettuale bassissimo, non so, tipo con un quoziente intellettivo, e gli è venuto un colpo. Ah no, sono io che l'ho fermato. Proseguo. sotto i 90, purché sostenitore, ma non solo del no, ma espressamente di sinistra, assurge agli altari e dispensa perle di cultura e di saggezza. Ma questo è ovvio, perché tu devi essere di sinistra. Oggi infatti non serve una laurea, basta la tessera di DS o loro alleati tipo 5 Stelle e compagnia bella, e dove sei? Sei nell'Olimpo, sei diventato un dio, sei diventato un grande. Noi invece che siamo di destra siamo dei poveri coglioni. Vabbè, lasciamo perdere, va. Buona giornata a tutti, ciao. Grazie, ma ci piace, devo dire, ci piace non essere sulle prime pagine, non provocare polemiche, cattiverie, ci piace farvi pensare, farvi ragionare, magari con un sorriso, ecco, è per questo che ringrazio i quasi 6.000 che guardano su Facebook questa rassegna stampa ogni giorno. 6.000 visualizzazioni, signori, me ne sono accorto ieri per caso, perché mai vado a controllare ste cose, non me ne frega niente, ragazzi, potete essere in milioni, potete essere in 5, io il mio spettacolo lo faccio ugualmente, l'importante è trasmettere qualcosa di diverso, grande come l'universo, e bene, basta così, grazie. Da dove partiamo? Non c'è che l'imbarazzo della scelta, tante cose gustose, succose su ogni quotidiano quest'oggi, e su ogni quotidiano, e appunto sono andato a cercare un po' la differenza. Andiamo sul Corriere, oltre al titolo principale. Vi dico che nelle ultime pagine del Corriere o in sovracopertina, ora dipende l'impaginazione del cartaceo, c'è il Corriere della Sera storico, lo sapete, si sono festeggiati tanti anni del Corriere della Sera, ma anche della Stampa, e il presidente che va di qua e che va di là, e lui è dappertutto, lo sapete, è omnipresidente. Beh, c'è la prima pagina del nuovo Corriere della Sera, nuovo si fa per dire perché è quello di giovedì 6 giugno 1946, il giorno che è nata la Repubblica Italiana. Umberto partirà sabato dopo la consegna dei poteri a De Gasperi, capo provvisorio del nuovo Stato. Volontà di cooperazione di tutti i partiti per la distensione e la concordia. Ma subito si scrive sotto: chi sarà il presidente? Si parla di Orlando, ma i comunisti preferirebbero Nitti, anche Bonomi e Sforza candidati verso un governo di centrosinistra. Si cominciava bene. E comunque, se comprate oggi il cartaceo del Corriere, trovate alcune pagine della storica edizione del Corriere del 46. Divertente guardare le pubblicità che c'erano ai tempi. Bianco Sarti, ho sempre pensato che fosse tutto attaccato, scritto Bianco Sarti, invece Bianco Sarti, vabbè, ero piccolino. Andiamo all'interno del Corriere, dai, facciamo così che ci piace. Allora, vi ricordo in prima pagina la brutta notizia pazzesca, e anche qui capiamo che c'è ancora qualcosa che non funziona nella legge: non ci sono braccialetti. Tu dici, adesso si preoccupa di queste cose, braccialetti elettronici, evade da casa e uccide l'ex, evade dagli arresti domiciliari e uccide l'ex compagna con decine di coltellate, un femminicidio che forse il braccialetto elettronico avrebbe potuto impedire, scrive forse il Corriere, perché abbiamo capito che non serve così tanto, ma a Messina non ne avevano, il braccialetto sarebbe arrivato oggi. La vittima, Daniela, 50 anni, era già stata picchiata e Santino, 67, l'assassino, già denunciato per lesioni e maltrattamenti. Si poteva evitare.
e come se si poteva evitare. Sul Corriere si parla, come su tutti i giornali ormai, della famiglia Del Bosco, lo psicologo che dice si può tornare indietro, e attenzione, il caffè di Massimo Gramellini è dedicato a AI. Cosa vuol dire? AI è, lo sai, il cervello elettronico, no? L'intelligenza artificiale, perché a Marghera, Mestre, Venezia, un'azienda californiana ha appena licenziato in blocco i suoi 37 dipendenti altamente qualificati. Li ha sostituiti con un programma di intelligenza artificiale. Baila. Li abbiamo toccati tutti i tastini in regia con questo pezzo. Complimenti a Eleonora Del Grosso Trio, questa Juan, un album di inediti in cui jazz, latin, musica balcanica e classica si scambiano con grande originalità, mescolando differenti tradizioni proprie dell'Europa, dell'Africa e delle Americhe. C'è un sottobosco veramente profumatissimo all'interno degli artisti indipendenti che non vengono trasmessi sulle grosse classe radio,
radio perché non pagano. È tutto magna magna, anche quello che sentite su Radio Italia, RTL, Radio Dimensione Suono. Purtroppo è così. Noi ci chiamiamo Radio Libertà, siamo poveri, nessuno ci paga per trasmettere le canzoni, ognuno di noi può scegliere quello che preferisce. Ed è una roba che non succede da nessuna parte, nessuna radio può fare questa cosa. Noi lo facciamo, io premio nella mia rassegna stampa solo gli artisti indipendenti, quelli che mi scrivono a sammy.varin@radiolibertà.net, quelli che cercano Sammy Varin sui social, quelli che meritano, che cantano, che suonano, che ballano, che fanno spettacoli, che trasmettono. E anche questa mattina avremo ospiti carinissimi, Sabrina Russo da Napoli alle 11 e Indira Acosta, la frontman del progetto sociale Donne per le Donne, con Mila Sanchez e Iole de Sousa sudamericane, che ci verranno a trovare in studio per dirvi che abbiamo sempre gli occhi bene aperti su altre realtà che non sono le solite che vi impongono i grossi e grassi mass media. Brava Eleonora Del Grosso, bravi voi che vi siete svegliati bene oggi con Sammy Varin in diretta nazionale nella radio DAB, tanti amici che mi ascoltano mentre vanno in ufficio, mentre lavorano macinando centinaia di chilometri e hanno scoperto che schiacciando DAB sull'autoradio, sul cruscottino della vostra macchina, c'è Radio Libertà. Siamo tutti in ordine alfabetico, non ci sono più le frequenze in DAB, no, tutte le radio sono in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà e il nostro segnale arriva dappertutto, non solo a Milano, non solo a Venezia, ma anche a Roma, Napoli, Palermo, Torino. Provate. Quindi in concreto la Meloni in Parlamento sta pensando di aumentare le tasse a chi specula e in concreto nulla sulle accise alla pompa. Pompa, Maurizio, te l'ho spiegato, non si può adesso giocare sulle accise perché queste ti stanno fottendo, quindi se noi abbassiamo le accise loro vanno avanti a guadagnarci comunque perché ci stanno fottendo, capisci? Allora prima la Guardia di Finanza deve bussare a queste compagnie petrolifere e le becchiamo e le beccate anche voi, ci state mandando le fotografie delle pompe che hanno il gasolio a più di 2 euro e anche di tanto, le becchiamo, le staniamo, li facciamo un culo così perché ci stanno vendendo il gasolio a prezzo esorbitante quando loro l'hanno pagato molto meno. Poi certo, se lo stretto di Hormuz prosegue a essere chiuso e i prezzi aumentano davvero, allora cominciamo con le accise volanti, quelle che svolazzano, prima sono su, poi sono giù, se moventi, le accise spaziali, sì, ma ci vuole ancora qualche giorno per capire. Mister Prezzi non ha tutti questi poteri e sarebbe il caso, non si può renderlo onnipotente questo Mister Prezzi e dargli il potere assoluto a Mister Prezzi, brutto termine. Sammy, hai tutte le ragioni, regole di ingaggio ridicole e poi mettiamo i blindati armati con mitragliatore per giocare, dato che spara 3 chilometri e poi i poliziotti non possono usare i manganelli. È vero, comunque io sono per cambiare le regole di ingaggio, chiaro che lo possiamo dire a una radio che si chiama Radio Libertà, ma se lo dicono su altre radio, voi avete mai sentito che ne so, Radio 24 che dice anche nella zanzara certe cose non le puoi dire, assolutamente no, perché hai una Confindustria che ti sta pagando lautamente. Lo amiamo Cruciani, lo amiamo. Chiaro che lui ha scelto la radio dei potenti per parlare. Beh, noi abbiamo scelto la radio dei poveri, poveri scemi per qualcuno. E anche oggi c'è Sammy, ovvero siamo vivi. I soldati per le strade sono un detergente psicologico. Forse voleva scrivere deterrente, però anche detergente suona bene. Un detergente psicologico. Però un po' di potere coercitivo non guasterebbe. PS, non sono comunista. Enzo poi si è accorto che ha scritto detergente e poi mi ha scritto ops, deterrente con 2 R, però si scrive, Simone me lo fa notare, lui è uno che molto attento con la puzzetta sotto il naso dal punto di vista della pronuncia, puzzetta, si dice puzzetta, lui se gli dai la dizione lui è contento. Cosa c'è scritto?
turiamoci fuori da tutto, riallacciamo con la Russia, amici nostri, nemica l'Unione Europea con quelle due pazze che ci vogliono distruggere. Non abbiamo ancora capito? La preda è l'Italia. Alle 9 io sono sempre contento quando mi venite a cercare. Allora io ho artisti di tutti i tipi, ascoltatori di tutti i tipi, e mi hanno scritto dal Salento, mi hanno chiesto: oh, ma non ci potete trasmettere? Siamo una piccola radio di giovanissimi, eccetera. E come no? Scrivetemi, ti ho dato il mio numero principale, mi scrivi e ci mettiamo d'accordo. Facciamo Radio Salento International. Alle 9 avremo Paolo Borchia, il capo delegazione della Lega in Europarlamento, e a me fa piacere perché è stato lui che ha cercato me. Cioè, ha cercato me vuol dire che ha cercato noi, che ha cercato voi, che ha qualcosa da dire su quanto sta avvenendo in Europa e sulle decisioni che l'Europa sta prendendo anche sul fronte green, signori. La frasettina che ha detto l'altro giorno la von der Leyen che è stato un grande errore strategico voltare le spalle all'atomo. E io ho detto, ma sarà un errore di Stato? Lo ha detto davvero! Cioè la von der Leyen fa giravolte pazzesche, e ieri invece è arrivata la procedura di infrazione all'Italia per non avere presentato il piano sulle case green. Ma allora è scemo, cioè no, c'è qualcosa. Alle 9 c'è Paolo Borchia, ragazzi, non perdetevelo. Buondì a tutti, buongiorno Sammy, sempre presente, grazie a chi ci dice che è ancora vivo, importante di questi tempi. Caro Sammy, Macisa. E oggi c'è il T9 che funziona poco. Macisa, stiamo a perdere tempo a parlare di questa opposizione inesistente e incapace. Pensa se governavano loro in questo momento, che non trovano neanche il modo di presentare una mozione unanime. Questo è vero, E hanno presentato ognuno una mozione diversa, grande come l'universa. Non si mettono d'accordo su che a un certo punto, comunque anche Vannacci, lo amiamo, il generale Vannacci, anche se è un traditore spudorato, lo amiamo, anche Vannacci ha detto la stessa cosa che ha detto Salvini il giorno prima. Cioè il giorno prima Salvini ha detto forse è il caso di girarsi ancora verso la Russia e di prendere il gas russo, e ieri lo ha detto Vannacci. Quindi Vannacci pappagallo. No, ma lo amiamo lo stesso, ci mancherebbe altro, ma va bene, un po' di novità. Prima erano usciti dalla Lega alcuni perché era entrato Vannacci, e poi sono usciti perché è uscito Vannacci. Io non capisco più niente a questo punto. C'è di buono che c'è molta gente che dice, beh, la Lega ha sempre lo stesso pensiero, porta avanti un progetto, al di là degli scemi politicamente, of course, ragazzi, sono personaggi a volte molto più intelligenti di me, che se ne vanno e vengono e non hanno ancora capito cosa fare nella vita, cercano esclusivamente visibilità. Vannacci purtroppo al momento non ci sta riuscendo perché non lo sta cagando più nessuno, neanche Pucciarelli, non sa più cosa fare Pucciarelli, d'altronde se parla di Vannacci non lo legge nessuno. Vado avanti, signori, sto perdendo tempo perché mi menate via con i vostri bellissimi WhatsApp, ma continuate a scrivere 340 67 09 659. Sono sul Corriere, oltre naturalmente alla notizia dei droni sulla base italiana, ma non ci sono feriti né morti per fortuna. La notizia principale di oggi è l'attacco alle navi del petrolio. Già, ragazzi miei, guarda qui. Ci sono feriti, ci sono morti, le navi che cercano di passare dallo stretto di Hormuz. E la domandona con un punto interrogativo gigantesco che c'è a pagina 3 del Corriere è questa: sarà possibile scortare i mercantili e disinnescare le mine sullo stretto? La battaglia navale, rischi e contromisure, scrive sul Corriere Rinaldo Frignani, ed effettivamente c'è questo pericolo. Si può sminare naturalmente, anche se ci sono mine di vari tipi, sono quelle che addirittura ti inseguono la nave, però si può fare una squadra di sminamento. È chiaro che, scrive, è un impegno che richiede la partecipazione di una coalizione internazionale molto nutrita, con parecchie unità militari di scorta, anche cacciamine, e ci vorrà tempo prima che una squadra navale di queste dimensioni arrivi a Hormuz, per quindi permettere alle navi di passare. Più di 1000 sono ancora ferme, ne sono passate 6. Bisognerà anche stabilire
le regole di ingaggio, visto che anche la scorta alle navi mercantili potrebbe diventare a sua volta obiettivo dell'Iran. A quel punto, inoltre, spiega il generale Camporini, paesi che hanno dichiarato di non voler rimanere fuori dal conflitto, come l'Italia, hanno dichiarato di non voler rimanere fuori dal conflitto, non mi sembra proprio esatto. Hanno dichiarato di voler rimanere fuori dal conflitto, come l'Italia, il Corriere fa un po' di confusione, potrebbero invece finire per essere coinvolti, ok? Quindi noi non siamo in guerra, ma abbiamo capito che lo siamo perché hanno attaccato la nostra base a Erbil. Avanti con il Corriere. Perché sono sul Corriere? Perché è quello che dà più spazio a ciò che pensa la Meloni, e non capita spesso di questi tempi, ragazzi miei. Pagina 15, i dubbi dei giudici sui centri in Albania. Stop ai rimpatri, governo contro le toghe. Qualcuno fa notare anche quello che ha scritto la Lega in alcuni manifestini, eccetera. Noi non vogliamo più clandestini, non vogliamo più queste persone che picchiano, rubano, violentano e che applicano le loro leggi, che è la Sharia. Non li vogliamo più e questo dipende anche da cosa voterete il 22-23 marzo, perché c'è una parte di questi giudici che queste persone li difende e se non li difende gli scusa, li perdona, si dice ma sono ragazzi, ma poveraccio, e anche quelli sbattuti, mamma mia che termine, nei centri in Albania, e perché hanno picchiato, violentato, e racconta la Meloni anche violenze su bambini. Sì. È molto desolante doverlo raccontare, ha detto ieri la Meloni, violenza sessuale su minori. Bene, anzi male, per i giudici non possono essere trattenuti né rimpatriati perché hanno fatto strumentalmente richiesta di protezione internazionale. Bravi. Bravi, non certo questi poveri immigrati disperati, bravi i loro avvocati, pagati da noi naturalmente, che ormai sanno come comportarsi. C'è un intero paginone su questo argomento oggi sul Corriere, non solo sul Corriere, ma il fatto che ci sia sul Corriere mi piace. C'è un riquadretto piccolo piccolo che ve lo leggo, tanto ormai lo sapete, l'umore variniano è questo. Primo sì a... Scusate, non ce la faccio. Non ce la faccio a leggerlo. No, lo leggi tu per favore, se non puoi venire qua un attimo a leggerlo. No, proprio mi guarda, non è compreso nello stipendio. Dai, ti do 10 euro, 10, dai, 10, 15 euro. Ah, questo vuole proprio vedere. Cazzo, non c'ho il portafoglio che l'ho lasciato di là. Vabbè, lo leggo io, è incorruttibile il nostro regista Simone. Io vorrei capire che lavoro fa il pomeriggio, no? Che secondo me fa l'avvocato di pomeriggio. Non è che sei uno di quelli che va a aspettare la barca dei migranti e gli dà il bigliettino da visita. Primo sì a Roma Capitale con l'astensione del PD. Primo via libera, la sto urlando, primo via libera, la faccio ancora più tetra. Primo via libera alla riforma costituzionale su Roma Capitale. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato ai relatori sul disegno di legge che punta a rafforzare status e funzioni della capitale nell'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è ora pronto per l'approdo in aula a Montecitorio dopo il referendum sulla giustizia. Il voto in commissione ha messo in evidenza divisioni tra le opposizioni. 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno votato contro, mentre il PD ha scelto l'astensione, una posizione che, spiegano fonti Dema, una doppia lettura politica: da un lato sostenere il percorso di rafforzamento dei poteri di Roma Capitale, dall'altro mantenere
aperto il confronto, però senza rompere il fronte delle opposizioni. Insomma, non hanno capito neanche cosa stiamo facendo, ragazzi miei. Stiamo facendo un enorme favore a Roma, accrescendo i poteri di Roma Capitale grazie al federalismo fiscale, grazie a un certo cambiamento della Costituzione che ha fatto proprio il PD, e in più ti astieni pure. E vabbè, andiamo avanti. No, sempre sulla stessa pagina, a proposito dei centri in Albania, ci sono due interviste, quella di Sara Chelani di Fratelli d'Italia, a proposito della decisione di questi giudici di non rimpatriare gli immigrati che sono macchiati di vari reati, di non portarli neanche in Albania, perché hanno chiesto la protezione internazionale, chi si dichiara gay, chi ha un po' di tosse e raffreddore, chi ha litigato con parenti, amici nella sua terra e dice no, lì è pericoloso, mi fanno un culo quadro. La Chelani dice interpretazione ideologica, l'obiettivo è smontare l'azione dell'esecutivo. Dall'altra parte Pierfrancesco Maiorino del PD, sono strutture mostruose dal punto di vista giuridico, uno spot cinico e costoso. E a Maiorino naturalmente anche tutta la nostra solidarietà, perché ha ricevuto minacce, ragazzi, quando non sapete cosa fare minacciate, di destra, di sinistra, non voglio sapere niente, però basta con ste menate, sono fuori tempo, fuori posto. Ai domiciliari ma senza braccialetto, evade e uccide a coltellate la ex. Il dispositivo non era disponibile, sarebbe arrivato oggi. La vittima lo aveva denunciato per lesioni 2 volte. I bimbi nel bosco, sono sempre sul Corriere. Il consulente dice: pagano un prezzo troppo alto, i giudici tornino indietro ora. È lo psichiatra Cantelmi, che è intervistato oggi da Ilaria Sacchettoni a pagina 21 del Corriere. Perché toglierli ai genitori? Riconoscano lo sbaglio. Ecco, oggi veramente non c'è più nessuno che riconosce lo sbaglio, così come non c'è più nessuno che riconosce la propria colpevolezza, diciamolo. Allora, da una parte è così, dall'altra parte devo dire, molte volte effettivamente sono i giudici che fanno cazzate e non chiedono mai scusa. Quando ti buttano in carcere per 30 e passa anni, abbiamo visto cosa è successo in Sardegna, ti sbattono fuori poi senza neanche chiederti scusa. Per fortuna il signore in questione è diventato uno spot vivente del sì al referendum sulla giustizia per la separazione delle carriere. Siamo sempre sul Corriere, una notizia un po' più leggera e meno male, ragazzi miei. Salutiamo Linda, la più giovane pilota d'Italia. Ma c'è chi chiede sull'aereo se sono brava, guida l'aereo a 24 anni, ma guardala qua in foto, dimostra meno della sua età. Il più divertente in volo, il Boeing 737, gli piace tanto, questa è una che si diverte, perché richiede molte più manovre manuali, ci sono i cavi, la cloche, mentre l'A320 ad esempio è pieno di computer di bordo che facilitano la vita, ma tolgono divertimento. Io saluto Marco, uno dei tanti piloti, e questo però è avanti con l'età, che ascolta Radio Libertà e che mi scrive ogni tanto: oggi ho trasportato Salvini, oggi c'era Giorgetti, gli ho inviato anche lui la canzoncina sul referendum e ho detto: quando c'è Salvini una volta mettiglielo in onda, dai. Salutiamo tutti i piloti d'Italia, in particolare chi inizia questa carriera a 24 anni è già pilota di aereo civile. Giro la pagina, sono sul Corriere, un'ultima notizia, poi me ne vado, ve lo prometto. Questo è uno scandalo, io mi straccio le vesti, voglio diventare straccione questa mattina, perché sull'export il primato è della Toscana. Allora, la Toscana non è la Terronia, come diremmo noi leghisti celoduristi. La Toscana comunque si trova nel centro Italia, non possiamo dire che è nel nord, nel centro Italia. Non è la Sicilia, non è Napoli, ci mancherebbe. La notizia terribile che mi fa scendere le lacrime è che la Toscana ha battuto il nord, anzi il nord,
in fatto di export. Nel 2025 la Toscana è stata la regione con il maggior contributo all'export italiano, trainata da farmaceutici e metalli secondo l'Istat. Le esportazioni italiane sono cresciute complessivamente del 3,3%, con il centro Italia in aumento del 13%, le isole in calo dell'11%, Firenze guida la classifica delle province più esportatrici. Mi è caduta la penna. E questi non vogliono fare l'autonomia, non vogliono fare assolutamente niente, non hanno capito che se facessimo squadra potremmo veramente migliorare le sorti non della Toscana o della Lombardia o del Veneto, ma di tutta l'Italia. È bello che erano d'accordo, quando c'era il governo di centrosinistra erano d'accordo. Vado sul giornale, signori, mentre vi sto facendo impazzire con i WhatsApp. Grazie, grazie, grazie. Ora richiedete anche la canzoncina per il sì al referendum, lo sapete, mi è arrivata, io l'ho fatta girare, non so chi l'abbia fatta. Se qualcuno ha una paternità di questa canzoncina, me lo dica, che io lo nomino volentieri. Inviate il vostro WhatsApp al 340 67 09 659. Vi invio questa mattina la canzoncina per il sì al referendum sulla giustizia del 22-23 di marzo, che poi voi inviate a parenti e amici su WhatsApp. Una bella catena di Sant'Antonio, come si faceva un tempo. Il giornale, signori. Il giornale è riuscito a ribattere la prima pagina solo con il titolo: l'Iran colpisce base italiana, Giorgia stana la sinistra, al PD piacevano le bombe di Obama e Clinton. Bellissima. Ma soprattutto il centropagina, una nuova decisione shock. Dopo gli stupratori le toghe ci riprovano, sentenza anti-Meloni sui centri in Albania, dubbi sul modello che altri paesi vogliono copiare. La magistratura continua a valutare se è possibile fermare l'azione di governo, scrive oggi il giornale. L'attenzione è concentrata sui centri in Albania, si replica dopo il divieto di rimpatriare gli stupratori con una nuova decisione. La Corte d'Appello di Roma blocca i provvedimenti su 3 cittadini marocchini su cui gravava un decreto di espulsione. Capito mi hai? Poi la frase: con la stampa faremo i conti, bufera su Gratteri, le minacce ai giornalisti, il leader del no è andato all'attacco del quotidiano Il Foglio, con voi tireremo una rete, poi Gratteri prova la retromarcia, io strumentalizzato, sono un bersaglio, tranquilli, non vi annoio su ste menate. E naturalmente anche il giornale, prima lo avevano fatto altri quotidiani, oggi intervista ai 2 sposi. Io, sindaco di Fratelli d'Italia, sposo un leghista. Adesso i diritti li difende la destra. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone, si sposerà a giugno con Loris Bazzo, anche lui sindaco di un paesino in provincia di Udine, se non erro, e qui racconta perché i diritti stanno a destra. Oara Borselli li ha intervistati quest'oggi sul giornale. Infine, e ne parleremo anche alle 9, quando arriverà Paolo Borchia, capodelegazione in Europarlamento della Lega, case green. L'Europa punisce l'Italia. Procedura di infrazione per il mancato piano che non ha presentato quasi nessuno in Europa perché è un casino, e l'Europa ci apre la procedura di infrazione. Andiamo a pagina 4. Si parla di referendum. Fratelli d'Italia lancia la scommessa del sì con la Premier sul palco. Oggi a Milano, lo ricordiamo, e pare che l'abbiamo scampata. Non ci sarà la canzone di Sal Da Vinci. Scusate, mi hanno detto che si è fermata la radio un attimo, perché ho nominato Sal Da Vinci. Non funziona più. Cioè, ogni volta che nomino quello lì, non funziona più. Per sempre sì, devo dire. Se dico per sempre sì, allora funziona. Per sempre sì. Allora, no, cioè, forse non utilizzeremo per sempre sì come spot sul sì. Forse però.
E la Lega, sempre siamo sul pagina 4 del giornale, la Lega apre 1200 gazebo, ragazzi, applauso a militanti, simpatizzanti della Lega che questo weekend in tutta Italia aprono 1200 gazebo. Non è difficile aprire il gazebo, però dopo devi starci lì sotto per ore e ore, al freddo, al caldo, e soprattutto non pensate che non veniamo lì per istillarvi la verità, eccetera. No. Siamo lì per sentire le vostre voci, per capire quali sono i dubbi, le incertezze, cosa funziona in questa Italia, cosa non funziona. La scusa del gazebo per dire sì al referendum minimo, vi diamo il volantino, ma intanto vogliamo sentirvi parlare della vostra città, del vostro paese, dei marciapiedi, delle strutture che funzionano, che non funzionano, degli autobus, dei filobus che prendono fuoco, delle barriere architettoniche per quelli che fanno fatica a camminare, per i disabili. Capito a cosa serve un gazebo della Lega? Avvicinatevi, anche se siete comunisti, proponete, noi vi ascoltiamo. E come dicevo, l'appuntamento principale di quest'oggi è a Milano, al Teatro Franco Parenti, dove si svolgerà una riforma che fa giustizia, una giornata dedicata alla riforma che l'Italia aspettava da decenni. Tutta Fratelli d'Italia che parteciperà, ma naturalmente anche tanti esponenti del centrodestra, giornalisti, eccetera, e oltre a Fratelli d'Italia, tutto il centrodestra, scrive il giornale mobilitato, per il sì, tra cui la Lega, che ieri ha pubblicato sui propri canali social un post contro l'immigrazione di massa, scrivendo, sentite qua, vota sì al referendum giustizia per fermare i giudici amici dei clandestini. È bellissima sta cosa. Chiaramente ce l'hanno subito censurata su alcuni quotidiani dicendo cosa c'entrano? Secondo voi gli potete rispondere a chi ha scritto cosa c'entra questa cosa col referendum? Potete scrivermi al 34067096659 rispondendo che cosa mai c'entra con l'immigrazione clandestina questo referendum. Nel fine settimana la Lega organizzerà più di 1200 gazebo in tutta Italia per spingere i cittadini a votare sì. Ok? E qua mi fermo, ma visto che me lo state già richiedendo e visto che so che ogni giorno ho una platea, e me la tiro tantissimo, diversa di ascoltatori, ci sono quelli che giurano di non ascoltarmi mai più, ci sono quelli al contrario che dicono no, io ti voglio ascoltare ancora, io ti amo, ci sono quelli che mi odiano ma mi amano nello stesso tempo. Catullo, era uno scemo in nostro confronto. Ecco a voi la canzone per il sì al referendum. Non fare quella faccia, poi ti faccio mandare anche a Cerbis, il meteo e la canzone indipendente delle 8:30 con Detto Ferrante Anguissola, il più vecchio, posso dirlo, vecchio cantautore d'Italia. E c'è anziano, si dice così, anziano con la E aperta, con la E chiusa, anziano. Allora vi faccio sentire la canzone per il sì al referendum, richiedetemela e ve la invio subito. Vai, votiamo tutti insieme sì, vota sì per cambiare davvero, pompa per un processo più giusto, pompa un futuro più vero, e vai, una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. dai, baila! In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero, una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani.
lottiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero, una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica non è più così forte sul nostro paese, così ne approfittano correnti instabili di origine atlantica. In mattinata i cieli si presenteranno molto nuvolosi o del tutto coperti al centro-nord, con diverse occasioni per piogge sulle regioni settentrionali, nonché su Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Andrà meglio altrove. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità, soprattutto al nord-est e al centro-sud, con elevato rischio di rovesci. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I giorni neri, son passati i giorni tristi, son passati i giorni senza fine, son passati andati via, è tornata l'allegria, è tornata l'allegria, è tornata l'allegria. Io che dietro a quella siepe mi commenti le parole dei discorsi che il vento porta dove lui non vuole, animando le conchiglie di fantastici colori che son veri, che son falsi, ma per me sono sinceri. Son passati giorni neri, son passati giorni tristi, son passati giorni senza fine, son passati andati via, è tornata l'allegria, è tornata l'allegria, è tornata l'allegria. Le mie stelle son tornate a guidare la mia penna, con la semplice bellezza dei suoi raggi, dei suoi soli, animando le parole di fantastici commenti che son veri, che son falsi, ma per me sono sinceri.
Son passati i giorni neri, neri, son passati i giorni tristi, son passati i giorni senza fine, son passati andati via, via, via. È tornata l'allegria, è tornata l'allegria, è tornata l'allegria. Se siete un po' tristi, questo è il pezzo da ascoltare a tutto volume, facendolo sentire anche chiaramente ai vicini di casa comunisti. Detto Ferrante Anguissola, il cantautore più anziano d'Italia, classe 1932, con È tornata l'allegria. Racconta la bellezza del mondo con uno stile maturo e profondo. Lo trovate sugli store digitali e su YouTube. Buongiorno da Sammy Varin, grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo al 340-6709-659. La nostra è l'unica rassegna stampa con l'apporto diretto degli ascoltatori. Ieri, piuttosto che tentare di collaborare dalle opposizioni in Parlamento tra lo starnazzamento generale, è riapparso il dottor Covid, alias Roberto Speranza, che urlacchiava contro la Meloni il suo livore anti-Trump, lontano dal concepirsi intelligente e completamente prono agli ordini di scuderia. Mamma mia, il dottor Covid. Sammy, dovrebbero almeno poter mettere le manette alle belle persone a proposito delle regole di ingaggio dei militari. E io direi che è il caso di far qualcosina, eh? Gomblottista padano, anche lui faceva radioamatore, avevo la frusta montata sulla mia Renault a manovella, bei tempi, ti collegavi con tanti fino in Sicilia dal Piemonte, vero, nelle giornate di ex. Ma sai che io ancora adesso vi dico le mie pazzie, ogni tanto la sera quando accompagno mia figlia a pattinare e torno magari verso le 9:30, 10, schiaccio AM sull'autoradio, non c'è solo l'FM, solo il DAB, c'è anche AM. Sai che ci sono ancora radio, non c'è più la Rai in AM già da tempo, hanno chiuso tutti i ripetitori, ma ci sono tante radio private che hanno affittato canali in AM e si sentono dei DX incredibili, davvero, cioè a parte a Milano c'è una radio molto importante sui 927 kHz che trasmette tutta musica anni 70-80, ma su 1188 ce n'è una di Livorno che arriva in DX anche senza evanescenza, a volte ti arriva proprio in segnale diretto senza rimbalzi sulla ionosfera, sulla troposfera, ed è bellissimo sentire queste radio da lontano. Vabbè, vi sto annoiando, dici? Sì, dice Simone. E comunque su Facebook ci sono vari gruppi di CB, perché sta ritornando la moda dei CB, come ritorna il giradischi, il registratore. Ti giuro, c'è un fracco di gente che tira fuori il vecchio baracchino. Il problema è che sono in pochi a usarlo e quindi a volte accendi e non c'è proprio nessuno che parla, capito? Neanche i camionisti che vanno più su 2 metri o su altre bande ancora. Vado ancora su WhatsApp, datemene uno. Lorenzo da Como: primi manifesti sul referendum fuori dalle scuole. Ma dove sono quelli per il sì? È vero, facceli vedere, guarda, sono tutti per il no, e semplicemente quelli per il sì li hanno strappati, come succede molto spesso. Si chiama democrazia. Scuse da poveracci, le accise si possono abbassare comunque. Terune, Ciccianebbia, Cagù, ce l'ha con noi del nord. No, con quelli del sud, no, semplicemente ti ho detto, se abbassi le accise adesso fai un favore a quelli che stanno speculando. Ditemi se sono scemo a dire una cosa del genere. 340-6709-659. Prima staniamo gli speculatori, andate in giro, cercate il gasolio sopra i 2 euro, bussate alla porta e dite: uè, io non vengo più a fare benzina nel vostro marchio, so che non è lei a decidere, gestore, il prezzo, ma non la faccio più la benzina al vostro marchio perché ci volete fottere. Chi ha il gasolio sotto i 2 euro, andate lì e dite: bravi, prossimo pieno lo faccio da voi. La fate questa cosa? È un gesto importante, ragazzi, senza usare violenza, veemenza, senza parolacce, amiamoci l'un l'altro, però
Non ci fottete in questo modo. Sono ancora sul giornale perché la notizia che un po' fa arrabbiare è questa. Dopo gli stupratori, i giudici cercano di liberare tutti nei centri in Albania. La Corte d'Appello di Roma ha detto dubbi sulla legittimità del protocollo sui CPR. Praticamente con qualunque scusa li fanno ritornare indietro, soprattutto se questi, e chiaramente il loro avvocato la chiede subito, la protezione internazionale, perché sono gay, perché hanno parenti antipatici, perché da loro fa troppo caldo. Le motivazioni sono varie e sempre accolte. Le toghe non fanno finta di sapere, fanno finta di non sapere che stanno rimettendo in libertà soggetti con una sfilza di precedenti che tornano a delinquere. Ma possibile che non lo capiscono? E io sono per il sì al referendum, perché secondo me qualcuno di questi ne sta approfittando e seguono ordini di scuderia. Oh, mica tutti, ma è un mio pensiero personale. Mi arresteranno adesso. Se sta attento che Gratteri ti ascolta. Von der Leyen, la guerra già costata 3 miliardi, ma no al ricatto russo, ma soprattutto in taglio basso. Ne parliamo magari tra poco, alle 9 arriva Paolo Borchia, capodelegazione della Lega in Parlamento Europeo. Ecofollia dell'Unione Europea. Italia dietro la lavagna, faccelo vedere, per le case green. Roma e altri 18 paesi in procedura di infrazione per non avere consegnato il piano. Praticamente non ci capiamo niente in questo piano, non siamo gli unici, anche Francia, Germania, eccetera. La riqualificazione energetica degli edifici europei non è ancora stata segnalata e ci è arrivata la procedura di infrazione. Stretto di Hormuz, colpite 3 navi, la fatua dell'Iran, attenzione alla fatua dell'Iran, siete pronti? Toccatevi gli attributi, anche voi donne non fate finta di niente, barile a $200. Che simpatici questi dell'Iran, eh? L'Occidente sblocca le riserve di greggio e anche Trump valuta di fare lo stesso ed è una cosa saggia, sbloccare le riserve strategiche di greggio. Trump dice dobbiamo finire il lavoro, missile iraniano sulla base italiana, fatto in tempo a inserirlo il quotidiano Il Giornale. Il regime rivendica gli attacchi più violenti, colpito pure il nostro avamposto a Erbil. Crosetto, stanno tutti bene, il presidente USA, la guerra finirà quando vorrò io. Quindi altra frase, dice, quell'altro giorno ha detto è quasi finita e le borse tutti a festeggiare, adesso dice la guerra finirà quando lo vorrò io. Intanto è ancora mistero sul nuovo leader iraniano, la gamba amputata o solo ferite lievi. Mistero su Mojtaba, la guida fantasma dell'Iran che non si è ancora vista. Più bello invece fare gli auguri ai nuovi sposi. Non si sono sposati in chiesa, è la solita manfrina, ragazzi miei. Dopo uno dice si sono sposati, vergogna. No, è il solito rito di sposarsi in comune, ragazzi, ma è giusto. Pagina 14, ne parla anche Il Giornale. Alessandro Basso, io, sindaco di Fratelli d'Italia, mi sposo a giugno con il collega leghista, i diritti sono a destra. Il primo cittadino di Pordenone dice mai stato ai Gay Pride, spettacolarizzazioni inutili. Bellissima intervista. Cosa pensa del movimento LGBTQ? Non l'ho mai frequentato, non ho mai avuto l'occasione, sono sempre stato alla larga da quegli ambienti, forse perché ho fatto altro nella vita. Cosa pensa delle adozioni di bambini da parte delle coppie gay? Cosa pensa dell'utero in affitto? Sono sempre stato contrario. Io provengo dal mondo della scuola, perciò anche dal punto di vista educativo non riesco a concepire una famiglia diversa da quella tradizionale. Non riesco a pensare a sperimentazioni sociali realizzate sui bambini. Utero in affitto mai e poi mai. Sono contrario dal punto di vista etico e religioso e del buonsenso. Odio la mercificazione della donna. Chi usa questa pratica sono persone molto facoltose che prendono in affitto uteri di donne molto povere. C'è un'etica in questo? Scelte lontanissime dai miei valori. E prosegue l'intervista quest'oggi sul quotidiano Il Giornale grazie a Oara Borselli e noi li amiamo. Loris Bazzo e Alessandro Basso, sindaci che si uniranno in matrimonio.
chiaramente il matrimonio civile. Giro la pagina ancora sul giornale, altro articolo che vi segnalo, l'America e noi, a pagina 15, gli estremisti islamici dietro la finestra woke. Andrea Indini parla dell'attacco a New York e di quello che sta avvenendo con il neosindaco di New York, Mamdani, un laboratorio woke contro l'altra America. Interessante, se avete tempo, leggere questo paginone che ci chiarisce molte cose. Dal quotidiano Il Giornale andiamo su Repubblica, dai, anche lei ha ribattuto la notizia in prima pagina, droni su base italiana, ma è apparsa anche quest'altra notizia che non appare dappertutto, torture su minori in carcere, orrore a Casal del Marmo. Vi porto sopra e vi faccio come carne macinata, era una promessa, la stessa che torna nelle carte dell'inchiesta della Procura di Roma su ciò che sarebbe avvenuto tra febbraio e novembre 2025 nell'Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo. Torture, lesioni, falsi, reati commessi a vario titolo da 10 agenti, 2 dei quali sono indagati per tortura, 5 per lesioni, 3 per falso ideologico in atto pubblico. Così Repubblica in prima pagina. Con all'interno i prezzi, benzina e bollette stangata da 14 miliardi, governo fermo sulle accise. Confesercenti stima un aumento dell'inflazione e una riduzione del PIL. Palazzo Chigi costretto a riaprire il DL Energia. Con l'intervista a Emanuele Felice, economista e docente della IULM, in passato casualmente è stato responsabile economico del PD, troppe scelte sbagliate, siamo lenti sulle rinnovabili. L'esecutivo dovrebbe prima di tutto tassare gli extra profitti delle società, ma alla fine non vuole scontrarsi con i big dell'energia. Ecco il parere della sinistra, mentre quello della destra, ribadisco e discoriba, è che ora dobbiamo punire chi sta lavorando per guadagnare soldi sul nostro pieno di benzina, perché non c'è motivo di alzarla in questo modo, la benzina e soprattutto il gasolio. Poi chiaramente le accise mobili arrivano nei prossimi giorni. Hormuz, stretto bloccato, l'Iran attacca 3 mercantili, petrolio a $200, la frase dell'Iran che ci fa veramente paura. E poi via al rilascio delle riserve, liberi 400 milioni di barili, ma gas e greggio aumentano di nuovo. I paesi dell'AIE in campo per contrastare l'impennata dei prezzi. Trump si impegna, ne daremo un po' anche noi. Naturalmente, voi ascoltatori in giro, fatemi sapere come vanno quest'oggi i prezzi. Stavano diminuendo nelle scorse ore, oggi come va? Venezi, caos alla Fenice, lascia consigliere del MIC. Tartato si chiama, nominato dal Ministero nell'organismo di indirizzo del teatro. Il Post dice: vicenda politica, io sono un musicista e qui non servo più. Fatto sta che lei rimane. Oh, è tornato Matteo Pucciarelli, non scrive più niente su Vannacci e scrive adesso sulla Venezi. Lei rimane, se ne va il consigliere, è l'unico che faceva il musicista. Tacciamo di infinite cose. Intervista a Dacia Maraini: vedo una voglia di punire le toghe e limitare la loro libertà. Concita Sannino la intervista, pagina 23 di Repubblica, fa riflettere la modalità di un governo che decide senza ascoltare il Parlamento. Siamo sul quotidiano La Repubblica, eppure Repubblica riprende naturalmente la situazione dei migranti e lo stop dei magistrati che dicono illegittimo il patto con l'Albania. La Corte d'Appello di Roma dice dubbi sul protocollo che ha dato vita alle strutture, atteso il verdetto della giustizia europea. E poi il volantino lo pubblica Repubblica della Lega: lo scontro tra giudice e governo sull'immigrazione entra nella campagna referendaria. Di ieri il post della Lega che invita a votare sì
per fermare i giudici amici dei clandestini. Non possiamo accoglierli tutti, virgolettato, e scrive Repubblica, un tema estraneo alla riforma proposta della giustizia. Che ne pensate voi ascoltatori? È così estraneo questo tema? Scrivetemi al 340 6709 659. Votare sì anche per fermare i giudici amici dei clandestini. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Oggi siamo chiamati a votare un complesso di norme che credo siano importanti e poste a tutela dei minori in affidamento. Si tratta di norme su cui la collettività giustamente è particolarmente sensibile, ma che richiedono comunque, a prescindere da qualunque caso specifico mediatico che possa riportare il tema sotto i riflettori, un'attenzione totale, la nostra attenzione totale, perché l'affidamento dei minori è un istituto che incide profondamente in tutte le situazioni in cui incorre sulla crescita del bambino, oltre che della famiglia di origine e di quella di destinazione. Abbiamo assistito in questi anni a troppe situazioni poco chiare in cui i minori si sono ritrovati, per esempio, a essere solo uno strumento per fare business, o sono passati da situazioni familiari o personali spesso difficili a situazioni altrettanto difficili, se non pericolose. Ecco perché credo che sia corretto inserire all'interno della norma il censimento delle famiglie affidatarie, degli istituti e delle case di accoglienza, istituendo appunto un registro nazionale da un lato, e dall'altro un registro dei minori collocati presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario. E poi accanto ai registri viene creato un osservatorio nazionale con compiti di analisi dei dati, segnalazione alle autorità competenti, promozione di ispezioni e sopralluoghi e relazione annuale alle Camere. Queste novità sono molto significative perché in una materia che è estremamente delicata non possono esserci zone d'ombra, e noi lo diciamo con forza. Perché quando si parla di minori lo Stato deve sapere, deve vedere, deve controllare e deve essere in grado di prevenire storture, di intercettare anomalie e di intervenire quando emergono situazioni non coerenti con il loro superiore interesse. Certo, è una misura che consideriamo significativa perché il monitoraggio non è fine a se stesso, ma può costituire la base per ulteriori interventi normativi che ritengo oggi siano estremamente necessari. Quindi voglio sottolineare un altro punto, ricollegandomi a un progetto di legge a mia firma che ho voluto presentare, perché bene il provvedimento di oggi, ma non possiamo fermarci qui, dobbiamo partire da qui per poi andare oltre, perché accanto ai registri e agli osservatori restano aperte questioni sostanziali che riguardano la vita dei minori, la stabilità dei loro legami, la continuità delle relazioni costruite nel tempo e il rischio che alcuni percorsi, come oggi avviene, si prolunghino per troppo tempo senza una vera prospettiva. È in quest'ottica che ho proposto la modifica della legge 173 del 2015, che interveniva già sulla 184 dell'83, per garantire la continuità affettiva degli affidamenti, partendo da un dato concreto. A 10 anni da quella legge si è rilevata un'applicazione non uniforme della normativa nei diversi tribunali minorili, soprattutto rispetto ai criteri utilizzati per accogliere o rigettare la domanda di adozione presentata dalle coppie affidatarie. La continuità affettiva non si esaurisce nella sola possibilità di adozione da parte degli affidatari, ma comprende anche il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo con le figure affettive che sono state per lui il primo punto di riferimento durante il periodo, spesso a volte troppo lungo, di affidamento,
e quando questo corrisponde al suo superiore interesse. Non a caso sia la Convenzione di New York che sui diritti del fanciullo, che la sentenza 183 del 2023 della Corte Costituzionale valorizzano il preminente interesse concreto del minore a preservare le relazioni socioaffettive positive che hanno rappresentato un punto di riferimento nel suo percorso di crescita. E quale punto di riferimento maggiore può esserci se non quello dei genitori affidatari? Ecco perché credo che sia importante continuare su questa linea di azione che inizia oggi con queste modifiche che apportiamo per potenziare la continuità affettiva, anche introducendo strumenti di resistenza per le famiglie affidatarie contro l'eventuale rigetto della domanda di adozione cosiddetta mirata. Rigetto che al momento avviene senza che ci sia un provvedimento motivato portato a conoscenza degli interessati, contro il quale la coppia affidataria, non essendo parte del processo, non ha quindi mezzi di verifica e di eventuale impugnazione. Quindi è proprio qui che occorre intervenire, prevedendo l'introduzione di motivazione, di notifiche, impugnabilità e tutela effettiva per garantire davvero nella sostanza il diritto del minore alla continuità delle relazioni, che altrimenti resta di restare affermato in principio ma non protetto nella realtà. E la mia proposta, che spero avremo modo di affrontare presto in quest'Aula, si ricollega profondamente al decreto in discussione oggi, soprattutto quando si tratta di lunghe permanenze in istituto. Quelle delle prolungate istituzionalizzazioni dei minori, cioè dei minori pressoché dimenticati in comunità educative, è purtroppo un fenomeno molto diffuso che per il suo tramite, Presidente, voglio dire al senatore Scalfarotto che non è iniziato dopo il caso Bibbiano, e se lo lasci dire da una che da 20 anni che è vicina a queste tematiche. Ma la permanenza in struttura spesso diventa un parcheggio e non può essere così quando in gioco vi sono il benessere del minore e il suo diritto a crescere in un contesto adeguato. Quindi credo che questo testo oggi rappresenta un passaggio fondamentale. Dobbiamo certamente approvare questa normativa che mette ordine, rafforza il monitoraggio, introduce strumenti concreti di controllo e trasparenza per i minori, anche perché può diventare la piattaforma indispensabile per intervenire successivamente e garantire davvero la continuità affettiva, evitando che l'affido o il collocamento in struttura si prolunghino oltre i necessari. A volte partiamo da 2 anni, arriviamo a 18 anni e siamo ancora in affido, quindi questo può creare veramente il rischio di incidere profondamente e negativamente sulla vita dei bambini. Per queste ragioni quindi non posso che annunciare convintamente il voto favorevole al decreto a nome del gruppo Lega. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Dolce come un fiore pure, maestoso come il mare, santo e giusto come un cielo di tempesta e pure amore. Sei nella voce che tuona d'ira, sei nella luce che vince le nubi per raggiungermi, e concedimi di rialzarmi dopo l'ora della prova, come l'erba dopo il gelo si solleva verso il cielo. E non voglio più ali per fuggire via, ma radici per restare. Forgiami col tuo fuoco, fai di me un tuo diamante che solo la luce del mattino sappia attraversare. Dolce come un fiore puro,
pure maestoso come il mare, santo e giusto come un cielo di tempesta eppure amore. Sei nella voce che tuona, dirà, sei nella luce che vince le nubi per raggiungermi. E concedimi di alzarmi dopo l'ora della prova, come l'erba dopo il gelo si solleva verso il cielo. E non voglio più ali per fuggire via, ma radici per restare. Forgiami col tuo fuoco, fai di me un tuo diamante che solo la luce del mattino sappia attraversare. Che la luce del mattino sappia attraversare. Che la luce del mattino sappia attraversare. Penso che non ci sia cosa più bella che pregare in un bel bosco guardando l'infinito. Questo è il momento della Christian Music, signore e signori. Ogni giovedì a quest'ora alle 9 trasmettiamo un artista che fa musica cristiana. Lei è Marta Falcone. Dopo il gelo, un pezzo prodotto da Angelo Maugeri per Hopeful Music, un brano che nasce dall'esperienza della prova e si eleva a preghiera, invocazione, cammino di rinascita. Un dialogo intimo e sincero in cui la fragilità umana incontra la forza trasformante della grazia. Dopo il gelo, Marta Falcone e Christian Music su Radio Libertà alle 9:04 minuti con Sammy Varini in diretta nazionale. Buongiorno. Sul Corriere oggi c'è l'intervista esclusiva al portavoce del ministro di Teheran che dice questa frase: voi avete Epstein, noi vietiamo il porno, iraniani patriottici anche se contro il sistema. Interessante intervista al portavoce del ministro degli esteri iraniano Abbas Araki. Loro vietano il porno, lo sapete, non soltanto in Iran, comunque anche in altri paesi. Certi giornaletti, vi ricordate un tempo c'erano i giornaletti porno, ma anche un semplice settimanale con la copertina un po' così, te la bloccavano in frontiera. Tra pochissimo avremo Paolo Borchia, anzi aspetta che gli scrivo, ti chiamiamo, ok, perché poi giustamente gli europarlamentari sono perennemente impegnati a tutte le ore, quindi magari è su un'altra linea. Intanto giro ancora per qualche minuto su Repubblica, perché è interessante anche, viene ripreso in prima pagina anche su altri quotidiani questo fatto, a pagina 31 su Repubblica. Adesso c'è l'intelligenza artificiale, useremo soltanto l'intelligenza artificiale e l'azienda manda a casa tutti gli informatici. La Invest Cloud Italy di Venezia licenzia 37 dipendenti malgrado gli utili. L'impresa punta sull'intelligenza artificiale. 29 impiegati, 7 quadri, un dirigente. L'intera forza lavoro di un'azienda con sede a Venezia è bersaglio di una procedura di licenziamento collettivo. Tutti a casa per colpa dell'intelligenza artificiale. L'articolo prosegue su Repubblica, ma se ne parla un po' dappertutto perché è un segnale, direi, mica bello, perché ci può sostituire da tutte le parti, diciamolo chiaramente. Non so con quale successo, Guerra orologeria è invece il titolo principale del quotidiano La Verità. Le economie di Europa e paesi del Golfo non possono reggere un conflitto lungo. USA e Israele spendono $1 miliardo al giorno, ma i Pasdaran resistono e Trump non si può permettere di non vincere. Rischio disastro. I giudici adesso nascondono i bambini del bosco. Marina Terragni, garante per l'infanzia, chiede di far visita ai figli separati dai genitori assieme ad alcuni consulenti indipendenti. La Angrisano risponde picche. Gli esperti non possono entrare per non turbare i piccoli, o forse
per non disturbare il tribunale. Gratteri, anche qua sul prima pagina sul quotidiano La Verità, Gratteri ha mandato in galera 423 innocenti e minaccia i giornalisti. E anche sulla Verità quello che è successo a Venezia: l'intelligenza artificiale licenzia 37 persone su 37. A Marghera la divisione italiana di InvestCloud lascia a casa tutti. Come vedete, belle notizie, non facile da digerire questa cosa. Intanto Meloni suona la sveglia all'Europa sulle bollette. Non perda tempo. Il Premier invita Bruxelles a sospendere urgentemente gli ETS sul termoelettrico, offre dialogo sincero al centro-sinistra, ma dice al PD di non essere strabico sulle bombe. Quelle di Clinton andavano bene? Punto di domanda. E chiedo a Simone di riprovare a contattare il nostro europarlamentare. C'è qualcosina che su Vannacci, poco ormai pare che non conti più nulla da quando è uscito dalla Lega, e ci spiace umanamente perché è una persona in gamba. Peccato che sia traditore. In 1000 pezzi l'armata del campo largo. Per quanto concerne la discussione ieri con la Meloni, avremo modo di intervistare nostri parlamentari. E Vannacci gira a sinistra. L'opposizione parla lingue diverse e presenta 4 mozioni separate. Futuro nazionale contro il governo. Sì, dal lato delle opposizioni questa volta si siede anche Roberto Vannacci con i suoi. I 3 deputati che hanno aderito al movimento fondato dal generale Futuro Nazionale iscritti al gruppo misto alla Camera hanno votato no sulla risoluzione del centrodestra. Lo ha annunciato Edoardo Aziello, Rossano Sasso, Emanuele Pozzolo. Si trovano critici su alcuni punti della risoluzione di maggioranza, tanto da aver chiesto una votazione per parti separate, ma viene spiegato la richiesta non sarebbe stata accolta e dunque il voto dei 3 vannacciani è stato contrario al testo predisposto dal centrodestra, perché prima di parlare di Iran e ancora di più di Ucraina ci sono gli italiani. I 3 deputati invitano, così come ha già fatto il vice premier Matteo Salvini, a aprire alle offerte del presidente russo Vladimir Putin sul gas e il petrolio di Mosca. Noi li vogliamo bene, chiaramente, a queste persone che hanno tradito la Lega, però fare il pappagallo, sinceramente, uscire dalla Lega per fare il pappagallo, per dire quello che già la Lega ha detto il giorno prima, anche no. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi porta in Europarlamento. Abbiamo con noi il capo delegazione della Lega, Paolo Borchia, buongiorno. Buongiorno Sammy, mamma che introduzione che mi fai. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Abbiamo bisogno di te assolutamente, perché l'orientamento di viaggio è giusto. Questa è la parola d'ordine, sappiate. L'orientamento di viaggio è quello giusto. Io ieri volevo chiudermi dallo psichiatra, Sammy, volevo cambiare mestiere perché faccio una piccola ricostruzione per chi ci sta seguendo, perché ieri mattina la Presidente von der Leyen, pensate, ha fatto il suo happy hour in aula, nel senso che era previsto questo dibattito dalle 9 a mezzogiorno per discutere di quello che sta succedendo in Medio Oriente, per preparare la riunione del prossimo Consiglio europeo, però la signora von der Leyen alle 10 ci ha salutato, quindi è un po' una presidente part-time che su 3 ore di dibattito ne fa una, ma al di là di questo ci raccontava che l'orientamento è quello giusto, e quindi io le ho chiesto, ma scusate, noi siamo a livello europeo, fanalini di coda a livello di PIL tra le economie avanzate, competitività sottoterra, i prezzi dell'energia, ragazzi, non è che vi debba raccontare io come stanno andando le cose. Sentirsi dire che la strategia, il percorso che è stato disegnato dalla Commissione europea è quello migliore, onestamente fa pugni con la realtà. Poi se qualcuno vede una realtà diversa io mi adatto e mi taccio, però
le statistiche, anzi, Sammy, te ne dico una. Allora, noi siamo, io insomma, sai che nella quotidianità mi occupo di energia. Noi adesso siamo alla 7ª crisi energetica negli ultimi 70 anni, quindi facendo la media c'è una frequenza grosso modo decennale, e il perno di ogni crisi è il petrolio, che nel 1957, quindi nell'anno successivo alla crisi di Suez, il petrolio costituiva il 35% di tutti i consumi energetici. L'anno scorso il consumo di petrolio, sapete a quanto è sceso? Dal 35 al 34%, e sono passati 70 anni, per cui io quando sento qualcuno che viene in aula a raccontarci che il petrolio non serve, bisogna affrancarsi dagli idrocarburi, che non bisogna neppure pensare lontanamente di riacquistare il gas dalla Russia, e le percentuali sono queste, con le rinnovabili che a me stanno anche simpatiche come fonti, ma non sono programmabili, sono intermittenti, e insomma a volte un po' di affidabilità così viene a mancare. Ecco, in questo contesto voi provate a pensare che dobbiamo tirare avanti la carretta con gente che ragiona così. E che fa giravolte, questa von der Leyen dice una cosa, ne dice un'altra. Ha detto l'altro giorno anche che è stato un grande errore strategico voltare le spalle all'atomo, e ce lo dice adesso. Cioè, lo dice. Guarda Sammy, allora, al Parlamento europeo c'è la commissione, la ITRE, che si occupa di industria, ricerca, energia, un portafoglio molto ampio, però sul tema del nucleare, guarda che la Lega da anni sta facendo una battaglia all'arma bianca per sdoganare questo tipo di fonte che, visto quello che sta succedendo a livello internazionale, è totalmente priva di alternative. Caspita, adesso dopo anni che insistiamo, nessuno ci viene a dire guardate, avevate ragione, però nei fatti la ragione ce la stiamo dando. È per questo che le battaglie che la Lega storicamente porta avanti in Europa sono le battaglie più giuste, ma non ve lo dico io, ce lo sta dicendo la storia, perché tutto quello che abbiamo detto da anni poi si è puntualmente realizzato, ad iniziare dalle tematiche legate al clima e all'energia. Chiaro. Senti, sul fronte immigrati, qua in Italia adesso c'è una nuova polemica che i giudici hanno messo sul tavolo, i dubbi dei giudici sui centri in Albania, stop ai rimpatri, governo contro le toghe, la Corte d'Appello ha bocciato la legittimità, Meloni ieri ne ha parlato nel suo discorso, il caso dei migranti tornati in Italia ingiustificabile, praticamente loro fanno la richiesta, non loro, ma hanno degli avvocati ormai molto rodati che paghiamo noi stessi, e quindi chiedono la protezione internazionale, e allora non possono essere portati in Albania e neppure rimpatriati. Ma è un qualcosa, questi centri in Albania, che è stato approvato dall'Europa e addirittura fatto proprio. Mamma mia, ne ha parlato von der Leyen, citando le virtù dei cosiddetti hotspot esterni. Adesso, oggettivamente, per come siamo messi, per quelli che sono i numeri, è ovvio che se le procedure di identificazione, le procedure di espulsione, se non vengono esternalizzate, non ce la caviamo più. Anche perché adesso noi stiamo uscendo dalla stagione invernale. Ragazzi, abbiamo visto negli ultimi anni, quando il tempo migliora, che poi riprendono gli sbarchi. Allora poi hai voglia a parlare di remigrazione quando quelli che entrano sono più di quelli che escono. Poi per il resto io non posso fare altro che rilanciare l'appello a chi ci sta ascoltando a votare per il referendum, a votare sì, perché magari se alle correnti che stanno dominando la magistratura adesso lanciamo un messaggio preciso, lanciamo il messaggio che gli italiani sono stufi dello strapotere di queste correnti, poi magari anche loro cominciano a fare il loro mestiere con un piglio diverso. Poi nello specifico, Sammy, io direi, se questi giudici hanno così tanta voglia di fare politica, che si candidino tranquillamente. Questo è un paese democratico, chi vuole candidarsi si candida, punto.
Chiaro. Senti, cosa rispondiamo a Repubblica? Oggi Repubblica è proprio nella pagina in cui c'è lo stop dei magistrati, illegittimo il patto con l'Albania, pubblica proprio il volantino della Lega che invita a votare sì per fermare i giudici amici dei clandestini. Non possiamo accoglierli tutti, il virgolettato, che trovate anche se cercate Lega Salvini Premier su Facebook. Dice Repubblica che è un tema estraneo alla riforma della giustizia. Non c'entra niente il fatto che alcuni giudici siano, noi scriviamo chiaramente forzando la cosa, ma mica poi tanto, amici dei clandestini. Non c'entra proprio con il tema dei referendum? Amici degli italiani sicuramente no. Questo è un primo dato di partenza. Poi guarda Sammy, a me fa piacere che tu mi dai questo assist, anche perché a livello veneto, ti faccio un esempio, stiamo procedendo con una mobilitazione massiccia tra gazebo, tra incontri pubblici serali, veramente stiamo girando su numeri straordinari. Adesso abbiamo in cantiere 200 gazebo e 100 serate nei prossimi giorni, per cui a livello di Consiglio Superiore della Magistratura, se io so che mi affiglio a quella determinata corrente, poi le mie promozioni, le eventuali sanzioni disciplinari saranno sempre in capo alla stessa corrente, per cui io non ho mai visto un cane che mangia un cane. Agli amici di Repubblica dico: tornate ad occuparvi degli operai e smettete di difendere la casta dei magistrati, che in Italia abbiamo bisogno che si restituisca agli italiani una magistratura che funziona e soprattutto che vada ricostruito il rapporto di fiducia tra italiani e giudici, perché così non funziona. Certo, la soluzione è proprio votare sì al referendum sulla giustizia del 22 e 23 di marzo. E non c'è quorum, ricordiamolo a reti unificate, non c'è quorum, chi prende un voto in più vince il referendum, e dai che lo vinciamo. E Paolo Borchia vince la canzoncina per il sì al referendum che stiamo trasmettendo in queste settimane. Paolo, te la invio tra poco via WhatsApp da inoltrare chiaramente a tutti quanti. Grazie. Tutto questo è fantastico. Ciao Paolo Borchia, buon lavoro. Sarà di tutto il Veneto tra 7 minuti. Grazie Sammy, grazie anche dell'ospitalità. Ciao. Grazie Paolo Borchia. Qui Europarlamento. Grandissimo capodelegazione della Lega in Europarlamento, e cercatelo su Instagram perché ogni giorno pubblica dei contenuti molto potenti. Eravamo e torniamo sul quotidiano La Verità, perché sono perennemente in ritardo e devo correre. Il valzer delle toghe libera i criminali dal CPR. Anche qua, signori. Ira del Premier per i delinquenti stranieri rispediti qui da Jadè. La Corte d'Appello dice dubbi sulla legittimità del patto con Tirana. Le convalide sono bloccate per 2 ordinanze contraddittorie della Cassazione, che, come i magistrati di Roma, si è rivolta all'Unione Europea. Quindi altri mesi e mesi. A proposito del clima che si respira per il referendum sul sì e sul no, lo invio a Paolo Borchia, ma lo invio anche a tutti voi. È il jingle, la canzoncina per il sì al referendum, e non è quella di Salda Vinci. Scrivetemi al 340 6709 659 e ve la faccio avere questa mattina sul vostro cellulare. Devastato al Quarto Giaro il circolo che ospitava l'evento per il sì. Clima di odio fomentato dai cattivi maestri di sinistra, dice Fidanza di Fratelli d'Italia. E attenzione, perché oggi Meloni sarà al Teatro Franco Parenti con Belpietro e i
giuristi, e naturalmente speriamo che non venga trasmessa la canzone Per sempre sì, quella lì che ci fa venire. No, vabbè, bellissima, io me li guardo tutti gli sketch, i montaggi che fanno su Instagram, ormai la cantano tutti questa canzone. Facciamo a meno di cantarla anche per il referendum. Bimbi del bosco nascosti ai tecnici del garante, scrive solo, devo dire, in questo caso il quotidiano La Verità. Ulteriore decisione sconcertante del magistrato angrisano: l'autorità per l'infanzia, che non è l'ultima arrivata, Marina Terragni, potrà far visita ai piccoli ma senza consulenti indipendenti, perché i bambini potrebbero essere turbati. Dopo averli tolti ai genitori si preoccupano degli esperti e soprattutto, veramente, diciamo tutti noi insieme, poveri bambini. I domiciliari per lesioni alla compagna, ma manca il braccialetto e lui uccide. Drammaticissima questa notizia. E poi Milan, l'Engram Milan, ma un gran problema con i suoi mezzi pubblici, ragazzi. Dopo Roma, un po' di anni fa, vi ricordate tutti gli autobus che prendevano fuoco? Adesso Milano, combinazione governata sempre dal PD, che con i suoi mezzi pubblici prendono fuoco, fanno incidenti. Ieri il quarto incidente in poco più di 10 giorni a causa del crollo di un cavo dell'alta tensione. Allarme tra cittadini, ma anche tra i conducenti, che sciopereranno il 27 di marzo. Insomma, l'altra settimana ci sono scappati anche i morti. Mai come in Svizzera, pullman tra le fiamme in Svizzera, 6 morti. In questo caso c'è un gesto volontario. E anche sulla Verità la notizia brutta, c'è l'intelligenza artificiale, tutti licenziati. A Marghera, una multinazionale della tecnologia finanziaria annuncia la chiusura del sito, 37 addetti, a causa del nuovo modello organizzativo che si basa sull'intelligenza artificiale. Il sindacato si mobilita, ma avverte: armi spuntate. Nei contratti i primi limiti agli algoritmi. E speriamo, ragazzi, perché noi vorremmo ancora poter lavorare. Sapete bene che ormai l'algoritmo è bravissimo anche a imitare la voce di Sammy Varin. Inimitabile, lo so, ma la imita bene, ho provato. Giro di nuovo la pagina, sono questa volta sul Libero, che apre con Schlein e Conte affondati. Meloni riferisce sulla guerra, unico leader UE a farlo, e smaschera Giuseppi. Da premier non condannò i bombardamenti USA anti-Iran e gli alleati del PD non dissero nulla, ok? Ne parla Mario Secchi ricordando il 2020, quando un missile eliminò il generale iraniano Soleimani a Baghdad, e nessuno disse niente al governo, perché c'era una certa sinistra. La pimpa che parte per rompere l'embargo a Cuba, ragazzi. Lo spot con la storica canzone è ora per Che Guevara. E noi che facciamo? Non usiamo per sempre sì per il sì al referendum? No, dai, che vergogna. La flottia arruola pure la pimpa, Ci manca Topo Gigio. Siamo sul quotidiano Libero. Gratteri minaccia il Foglio: dopo il voto faremo i conti, e medita nuove querele contro i giornali per il sì. Ecco i violenti per il no, sfasciano un circolo e zittiscono gli studenti, quelli che si definiscono democratici. A Milano distrutta la sede che avrebbe dovuto ospitare un evento di Fratelli d'Italia sul referendum. A Bologna i collettivi rossi occupano la facoltà di giurisprudenza per impedire la conferenza di azione universitaria. Tante piccole e grandi vergogne, ma c'è una buona notizia. Salda Vinci smentisce i compagni, La Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ma è finita lì. È durata 30 secondi perché aveva 2 milioni e mezzo di cose più importanti da fare. Salda Vinci smentisce che la sua canzone sarà usata per il sì, o che comunque gli sia stato chiesto il permesso. Speriamo bene. Meloni affonda PD e 5 Stelle. Basta strabismo sui ride. Conte, quando era premier, non criticò l'attacco statunitense. Attenti a questa sera. Giorgia a Milano per tirare la volata del sì. Oggi l'evento di Fratelli d'Italia al Parenti, e ci saranno contestazioni, ma arriverà anche
Antonio Di Pietro, te l'ho detto, speriamo che non trasmettano quella canzone. L'opposizione chiude al dialogo, ma sulla politica estera si spacca, e le riserve di petrolio per contrastare la crisi sul mercato arrivano 400 milioni di barili. I 32 paesi dell'Agenzia internazionale dell'energia aprono i serbatoi strategici. L'Iran minaccia, dallo stretto di Hormuz non passa nemmeno una goccia. Paginone anche in questo caso sul quotidiano Libero. Le rassicurazioni di Trump: non resta niente da colpire, la guerra è agli sgoccioli e noi non possiamo che sperarci, ma purtroppo la brutta notizia, come in ogni guerra, c'è. Il terrorismo di Stato c'è anche in Iran, i civili come scudi umani, l'Iran usa la tattica Hamas. L'allarme dell'IDF: il regime lancia missili e droni da zone residenziali per mettere in pericolo la popolazione. Indagini in corso sulla famosa scuola colpita dagli americani. Ed eccola qua la notizia del quotidiano Libero, unico che ne parla. Sulla flotilla mancava solo la pimpa, lo scrive Alessandro Gonzato. Sulla comitiva anti-Trump parte martedì per l'Havana e ci sarà anche la pimpa. Viene con noi a Cuba, dice la Salis. Ilaria, delusa dal naufragio della legge pro occupazioni, imbarca i fumetti. Ed eccola qui la pimpa che parte per rompere l'embargo a Cuba. La pimpa sa che l'unica Palestina possibile è quella dal fiume al mare, ma non c'è nessuno che si incacchia per qualche diritto d'autore. No. Fatemi ricordare invece il nostro direttore, che ascolterete tra poco il suo editoriale alle 9:30, Giovanni Sallusti, che scrive a pagina 12 di Libero un bellissimo articolo: trema davanti alla mappa, imbarazzo Bonelli, non sa indicare dov'è l'Egitto. Tutto da leggere nella trasmissione di David Parenzo. A un certo punto Bonelli, che amiamo, è simpaticissimo, chiede: posso venire a prendere la bacchetta? E con la bacchetta indica le zone di guerra e tutto quello che gli sta intorno. A un certo punto doveva parlare dell'Egitto e non lo trovava, e quindi si è perso sul Sinai e sono successe cose strane da leggere, divertentissimo. Pagina 14. Follia nel Bolognese, guarda, questa è forte. Tanti calciatori islamici, gare rinviate per il Ramadan. Facciamo un Ramadan e rinviamo le partite. A Casalecchio partite dopo il tramonto per far sì che i musulmani mangino. La società dice: questa è integrazione. In realtà è l'ennesima resa culturale. Non è finita. A Brescia, l'aula universitaria trasformata in moschea. La stanza del silenzio è stata adibita a luogo di preghiera per Allah. La Sardone della Lega dice: inaccettabile. Signori, ne parla solo il quotidiano Libero. A terra cuscini e tappeti per la preghiera, un cartello che impone il divieto di calpestarli con le scarpe, sui muri volantini in arabo con invocazione ad Allah. Siamo all'università di Brescia, che come ben sapete è portata avanti dal PD. Che facciamo? Ce ne andiamo? No, dammi ancora un minuto. Sassi sulle auto in corsa, altra vergogna. Il gioco scaccianoia di 3 ragazzini tredicenni. Attenzione, non siamo in Sicilia, non siamo a Napoli, siamo nella Brianza velenosa, Monticello Brianza, una certa Brianza anche ricca. Minori identificati in Brianza dopo svariate segnalazioni, in un caso hanno anche colpito il parabrezza. Data la giovane età non sono perseguibili, un gesto vandalico tragicamente noto anche in passato. Adesso i cavalcavia li vedete tutti numerati, c'è un motivo perché si segnalano queste cose. Purtroppo non viene specificato effettivamente questi tredicenni di che nazionalità sono. Il mio infinito razzismo mi porta a pensare male, ma siamo nella Brianza velenosa, ragazzi. Non lo so.
Solidarietà a Maiorino, signori, ci mancherebbe, lontani anni luce politicamente, ma minacce e insulti a Maiorino, solidarietà bipartisan. Dopo le critiche alla sciamà che ospita oggi Meloni e l'evento sul sì al referendum, il capogruppo non ci fate paura, andiamo avanti, il governatore mai sottovalutare l'avvelenamento del clima politico, quindi si è nemici, ma solo nemici politici, mi raccomando. E con questo il Semmivarin qua si ferma, ringraziandovi per l'ascolto, ma tranquilli, WhatsApp e tutto il resto, abbiamo ospiti bellissimi, anzi bellissime, la cantautrice Sabrina Russo, e poi dal Sud America le amici del progetto sociale Donna per le Donne, le amiche del progetto sociale Donne per le Donne, Indira Costa, Mila Sanchez, Iule de Souza Oliveira, oggi dopo le 11 su Radio Libertà.